Sergio Stocco, editore di Vivi Jesolo, da cosa nasce l'idea dell'audiorivista? Allora, Vivi Jesolo da sempre ha cercato di essere uno strumento di informazione utile e funzionale per ospiti e residenti della località. Da quest'anno, forti anche delle continue richieste da parte dei lettori di avere più numeri, abbiamo voluto integrare la versione cartacea con uno strumento online che fosse realmente efficace. Quindi credo forse per la prima volta in Italia, per quanto riguarda le riviste turistiche, ci sarà la possibilità di leggere Vivi Jesolo o di ascoltarlo comodamente in riva al mare oppure nelle condizioni più disparate in cui si trova il turista oppure il residente della località. Come si accede, insomma, come funzionerà l'audiorivista? Dall'audiorivista si potrà accedere attraverso dei QR code che saranno inseriti all'interno del giornale, che saranno distribuiti in tutta la località. Stiamo già attivando degli accordi per essere presenti in maniera massiva, soprattutto sulla spiaggia, o semplicemente attraverso il sito vivijesolo.it. Naturalmente questo diventa un servizio anche di inclusività, cioè rivolto ai non vedenti. L'idea iniziale è nata proprio per questo, avevamo la necessità o la volontà di essere quantomeno etici, quindi di far accedere ai contenuti di Vivi Jesolo non solo alle persone vedenti ma anche ai non vedenti. Poi l'idea in qualche modo si è trasformata, abbiamo visto che ha incontrato il gradimento di tutte le persone a cui proponevamo questo nuovo servizio e quindi il progetto si è ampliato, quindi da questo momento a Vivi Jesolo potranno accedere tutti, compresi ovviamente le persone, gli ospiti di lingua tedesca e di lingua inglese. Da quando sarà disponibile l'audiorivista? Insomma, il primo numero quando uscirà? Presenteremo e saremo operativi con l'audiorivista a partire dal primo numero in uscita il 1° di aprile.